Mirano. I carabinieri di Mira hanno arrestato un pluripregiudicato del posto per rapina aggravata nei confronti di una 74enne. Si tratta del 35enne Thomas Busetto. In sella a una bicicletta si è diretto verso una famiglia che stava salendo in auto. Ha puntato la borsa dell'anziana cercando di strapparla e trascinando la 74enne per alcuni metri. Di qui l'inseguimento dei familiari e alcuni passanti che dopo aver chiamato il 112 hanno sbarrato la strada al malvivente che poi è stato arrestato. 10 giorni di prognosi per l'anziana e la restituzione della borsetta. Marghera. Auto a fuoco nella notte in via dei Tigli. Potrebbe trattarsi di un possibile atto doloso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche una volante della polizia per cercare di chiarire gli elementi della vicenda. Ci sarebbero forti elementi che indurrebbero ad escludere una scintilla fatale o qualche malfunzionamento. Altri veicoli sono stati coinvolti e sarebbero sotto sequestro per gli accertamenti. Mirano. Pestaggio tra due clan rivali di nomadi in pieno giorno. Il comando ha puntato l'auto della vittima speronandola e avvicinandosi con almeno 2 mezzi. Sono scesi in una decina e hanno distrutto l'abitacolo a suon di sprangate, poi si sono gettati sullo sventurato. Tutto è durato pochi minuti. Sono risaliti a bordo delle auto fuggendo poi a tutta velocità. Intanto erano già arrivate segnalazioni alle forze dell'ordine al 118 che ha fatto intervenire sul posto un'ambulanza. Il ferito 34enne è stato soccorso. I traumi si concentravano soprattutto sulla zona della testa, a testimonianza della violenza.